Benvenuti a questo incontro. Questo è il primo incontro di un ciclo di approfondimento su alcune tematiche. Questa sera parleremo di chimica e agricoltura, poi il 29 novembre parleremo del passaggio generazionale e poi concludiamo col 5 dicembre con un altro incontro con l'azienda agricola del mercato globale. Do un benvenuto ai nostri relatori stasera. Abbiamo la dottoressa Maria Chiara Ferrarese, vice direttore del CSQA di Piene, abbiamo il dottor Guido Teot, agronomo, e il dottor Walter Biagi, anche lui agronomo. Stasera vogliamo approfondire un po' la tematica, lo dice il titolo stesso, della chimica e agricoltura. Mai come negli ultimi, direi, 2 anni abbiamo sempre di più, viviamo l'agricoltura è messa un po' di accusa, sotto attacco da quello che è l'opinione pubblica su quello che è l'utilizzo dei principi attivi dei trattamenti fitosanitari o quelli che sono gli erbicidi e sempre di più anche il legislatore europeo e poi quello nazionale e poi quello regionale segue quello che è il volere, quello del cittadino, che venga fatta un'agricoltura utilizzando meno principi attivi. Stasera vogliamo approfondire alcune tematiche e abbiamo invitato la dottoressa Ferrarese, il quale ad esempio ci illustrerà quello che è una nuova certificazione, ad esempio l'ultimo bando dell'assegnazione dei delitti del Prosecco, non so se tutti hanno notato, ma vi è un punteggio meritorio per chi si certifica con una certificazione che si chiama SQNPI, Sistema Qualità Nazionale per la Produzione Integrata. È una certificazione che esiste dal 2016, per cui è qualcosa di piuttosto recente, parla di disciplinari di produzione per la lotta integrata, per cui vedete come anche il legislatore veneto nell'assegnazione dei delitti cerca di premiare quello che è anche una viticoltura che tenga conto dell'utilizzo di minor principi attivi. Io lascerei subito la parola alla dottoressa che ci illustra un po' cos'è questa certificazione. Grazie. Grazie a voi, grazie dell'invito. Io se provo, ok. Ho cercato di introdurvi a questo concetto della certificazione in 2 piccole parti. Farò un primo cenno su quelle che sono le tematiche generali sulla certificazione applicabile al settore della produzione primaria e quindi dell'agricoltura piuttosto che dell'allevamento, e in una seconda parte vado invece più nel dettaglio del sistema di qualità nazionale di produzione integrata. Fermatemi in qualsiasi momento, non è un problema, fatemi un cenno, interrompete, non ho l'obbligo di seguire le slide, servono proprio come traccia per un ordine logico, ma qualsiasi curiosità manifestatela e cerchiamo di sviscerare e sviluppare l'argomento a 360 gradi. Se poi vi dovesse anche interessare qualcosa che magari non trovate in quello che ho preparato, chiedetelo tranquillamente e lo sviluppiamo a 360 gradi. Ora, un problema, come dire, è proprio quello di capire cosa si intende quando si parla di certificazioni. E in ambito di produzione primaria vale la pena ricordare che ci sono almeno 2 grandi categorie di certificazioni, quelle che vengono definite regolamentate e quelle volontarie. Questa è una distinzione che sembra poco importante, ma in realtà poi vedete quanto invece assume un'importanza.
Le certificazioni regolamentate sono quelle che fanno riferimento a regolamenti o decreti o leggi dello Stato, quindi il documento di riferimento l'ha realizzato il legislatore comunitario, nazionale o regionale. Cosa sono queste cose? Sono ad esempio il biologico, la certificazione biologica che è regolata da regolamento comunitario, è la certificazione Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata, è il QV ad esempio che è un sistema di qualità regionale. Vedete che il biologico è stato sviluppato a livello comunitario, l'SQMP è stato sviluppato a livello nazionale con legge dello Stato, il QV è stato sviluppato a livello regionale, regolamentato perché? Perché è regolato da documenti pubblici. Poi siamo invece a livello delle certificazioni volontarie che hanno tutt'altro scopo e il documento normativo è realizzato o da enti normatori, avrete sentito parlare di ISO piuttosto che UNI, o da strutture private che possono essere proprietari degli standard che vengono immessi sul mercato. Unilever ha degli standard, gli enti di certificazione hanno degli standard, le catene distributive hanno realizzato degli standard. Allora la domanda diventa, bene, ma perché io devo approcciarmi al mondo della certificazione? In realtà le motivazioni sono tante, sono molteplici. Certificare cosa significa? Dichiarare la conformità di un prodotto, di un'azienda ad una regola che abbiamo visto può essere emessa, realizzata dall'amministrazione pubblica o sviluppata a livello volontario. E quindi posso chiedere una certificazione perché? Perché mi dà diritto a dei finanziamenti ad esempio, perché mi permette di prendere i punti che mi permettono poi di accedere alle varie misure del PSR, perché me la chiede qualcuno e beneficio dell'aspetto della copertura di soldi pubblici. Ma posso farla non solo per esigenze meramente di finanziamento, ma anche per rispondere a delle esigenze di mercato. Ora avrete sentito parlare un po' di sostenibilità, che le catene distributive stanno comunicando la riduzione dell'utilizzo di fitofarmaci, piuttosto che il benessere animale, piuttosto che la riduzione di antibiotici. E questo risponde a quelle che si chiamano esigenze di mercato. Il consumatore chiede determinate cose, ci si organizza per potergli dare quello che sta chiedendo in maniera oggettiva, verificata e misurabile. Può rispondere anche però a un'esigenza di valorizzazione del proprio prodotto. Ora, non è che tutti siamo tirati da qualcun altro, c'è qualcuno che definisce il percorso. Ecco che ci sono i big player, le grandi marche, le catene distributive che scelgono di valorizzare i propri prodotti perché hanno delle caratteristiche particolari, diverse dagli altri, e quindi sfruttano in senso positivo questo aspetto per differenziare il proprio prodotto sul mercato. Ora, è inutile star qui a raccontare che ci possono essere dei vini della stessa tipologia, alcuni più pregiati, altri meno pregiati. C'è un racconto dietro anche al prezzo più alto, all'immagine più elevata di un prodotto, e dietro a questo c'è indubbiamente un'azione di marketing. Vero è che se dietro all'azione di marketing non corrisponde qualche cosa di vero e di robusto, presto questa cosa scende e può essere anche sanzionata dall'amministrazione pubblica. Quindi non è che a livello di comunicazione possiamo raccontare tutto quello che vogliamo se dietro non c'è la sostanza e la dimostrabilità del racconto che viene fatto. Ora, in ambito di finanziamento, quali sono le cose principali che caratterizzano le certificazioni in ambito volontario o regolamentato? Due sono le misure principali, poi ce ne sono tante. In generale, la misura 3.1 è quella che consente di coprire i costi di certificazione. I costi di certificazione di cosa? Di quelle certificazioni che sono riconosciute dall'amministrazione pubblica, e quindi stiamo parlando prioritariamente di quelli che si chiamano sistemi di qualità riconosciuti, che significa DOP IGP biologico,
il famoso sistema di qualità nazionale di produzione integrata e i sistemi di qualità regionali. E c'è una logica dietro a questo, non è una decisione nazionale, è una decisione comunitaria. Cioè la Commissione europea ha detto bene, possiamo finanziare esclusivamente quelle tipologie di certificazione che sono riconosciute dagli Stati membri. Questo per evitare tante incentivazioni a microcertificazioni che poi non hanno una logica, un riscontro oggettivo sul mercato e un appoggio concreto da parte dell'amministrazione pubblica. Poi c'è la misura 10, applicabile sempre alle aziende agricole, che va a finanziare l'agroambiente sostanzialmente, quindi viene riconosciuto un quid per superficie ettaro coltivata secondo tecniche che sono riconosciute dall'amministrazione pubblica. E qua vi trovate magari più vicini al tema del biologico. Sapete che in Veneto, ma così come in tutte le regioni d'Italia, l'azienda in conversione o già certificata biologico beneficia di queste misure con prezzi diversi a seconda della coltura, ma in alcune regioni questa misura è stata vincolata all'applicazione del sistema di qualità nazionale di produzione integrata. Quindi c'è anche in questo caso un trend che lega la concessione delle misure agroclimatiche ambientali al possesso di una certificazione riconosciuta dall'amministrazione pubblica. Questo non vuole essere esaustivo come elenco delle misure disponibili, perché poi ogni regione può attivare altre soluzioni, altre certificazioni che magari vanno a garantire un punteggio superiore rispetto alle aziende che chiedono, attivano le varie misure del PSR. Ma in generale a livello nazionale queste sono le due misure caratterizzanti la produzione primaria. A livello invece di mercato è indubbio che c'è un'attenzione molto elevata rispetto a tutti i temi della sostenibilità. Ora, sostenibilità è un termine assolutamente ampio che si presta a tantissime interpretazioni e che ha tantissime sfaccettature. Però dentro a questa parola troviamo l'attenzione all'ambiente, troviamo l'attenzione all'etica e quindi alla gestione dei lavoratori, troviamo l'attenzione al territorio e quindi alla cittadinanza, troviamo l'attenzione alle tematiche economiche e il consumatore è veramente molto attento a questi argomenti. Ora c'è chi è più sensibile al tema ambientale, chi invece è più sensibile ai temi etici, magari l'imprenditore è più sensibile a quelli economici chiaramente, però non pensiate che il tema ambientale sia quello che esaurisce la tematica della sostenibilità. Questo ve lo dico perché le grandi catene distributive internazionali, Nord Europa piuttosto che America, piuttosto che Australia, hanno un focus molto forte sulle tematiche sociali e l'Italia è sotto l'occhio del ciclone dal punto di vista dell'attenzione alla gestione dei lavoratori, vuoi per il problema migranti, vuoi perché è uscito tutto il discorso sul caporalato, ma queste catene distributive pensano che tutto in Italia si lavori male, sfruttando i lavoratori, e quindi il focus è cambiato in questi anni dall'attenzione all'ambiente, comunque sempre presente, a una maggiore pressione rispetto al tema sociale. Tema sociale che non si esaurisce rispetto alla gestione dei lavoratori, ma che va a toccare anche un tema sensibile in queste zone, che è quello dell'attenzione rispetto alla comunità locale, alla collettività, relativamente all'impatto che ha l'agricoltura su chi vive e opera all'interno del territorio. E questo è un altro argomento che poi si va a sviluppare rispetto alla gestione dei trattamenti, rispetto al benessere di tutta la cittadinanza, rispetto alla biodiversità, rispetto alle emissioni di CO2 in atmosfera. Quindi dietro a questa parolina
ci si trovano tante cose che non trovano risposta in un'unica soluzione, ma che vanno nella direzione di attivare diversi strumenti anche in ambito di certificazione, prioritariamente di tipo volontario in questo caso, perché la certificazione volontaria di solito è sempre un pochino più avanti rispetto alla certificazione regolamentata, perché reagisce molto più velocemente a quelle che sono le richieste dei consumatori e degli imprenditori stessi. Quindi è proprio uno strumento che va nella direzione di sostenere e supportare il marketing e la comunicazione delle imprese. Questo un pochino per darvi un quadro sul concetto generale della certificazione. Andando invece più nel dettaglio di quello che è il sistema di qualità nazionale di produzione integrata, abbiamo pensato di lavorare indicandovi quelle che sono le modalità di certificazione, le procedure, le tipologie di certificazione che fanno riferimento all'SQNP, la possibilità di accedere ai finanziamenti pubblici e la comunicazione che questo tipo di certificazione permette. La base giuridica è importante conoscerla perché si collega a quello che vi ho spiegato prima, cioè a livello comunitario è scritto in modo molto chiaro e molto trasparente che l'amministrazione pubblica oramai eroga soldi pubblici nel PSR esclusivamente a quelle aziende che applicano i cosiddetti sistemi di qualità riconosciuti. Quindi siamo a livello di DOP IGP biologico, siamo a livello di sistemi di qualità riconosciuti dagli Stati membri e c'è un'ulteriore opzione prevista a livello comunitario ma che in Italia non è ancora stata attivata ed è il riconoscimento da parte dell'amministrazione pubblica di alcune tipologie di certificazione volontaria. In Italia non è stata attivata questa opzione, anche se alcune regioni hanno inserito nei PSR la possibilità di finanziare Global Gap piuttosto che qualche altra piccola cosa, ma sono, come dire, delle fughe in avanti che non trovano riscontro in un assetto normativo nazionale. Il sistema che regola l'SQNPI è una legge dello Stato, una legge che è oramai datata 2011 e che trova poi riscontro in un decreto ministeriale del 2014. Fondamentalmente che cosa è che sta dietro a questo lavoro? Sta il fatto che in Italia ogni regione aveva e ha tuttora in realtà un sistema di produzione integrata che trova riscontro nei disciplinari di produzione integrata. Quando parliamo di disciplinari di produzione integrata in realtà intendiamo due cose, le tecniche agronomiche e la difesa, quindi sono due documenti distinti o due ambiti dello stesso argomento ma distinti, quindi produzione integrata non è solo difesa integrata, ma è anche il rispetto di altre regole che attengono alle tecniche agronomiche. Qual era il problema? Questi documenti erano completamente diversi da regione a regione, quindi c'era un po' di caos. Il Ministero cosa ha detto? Bene, troviamo un sistema che vada a regolare il concetto di produzione integrata, nonostante che in Italia ci siano regioni diverse che hanno caratteristiche diverse e che quindi richiedono anche tecniche di produzione integrata parzialmente diverse. Ha istituito un organo tecnico che va a valutare questi documenti e li approva in qualche maniera, quindi ne regola l'applicazione, l'approvazione prima e l'applicazione poi. Ecco che viene istituito quello che si chiama Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata. Perché? Perché è regolato dal Ministero, non è regolato dalle regioni, è regolato dal Ministero. Quindi l'apparato legislativo, l'approvazione dei disciplinari, le regole di certificazione sono state definite dal Ministero e questo sistema di qualità nazionale va proprio a intervenire e ad essere finanziabile nell'ambito della misura 3.1
che, attenzione, finanzia esclusivamente le prime certificazioni, cioè se un'azienda è già certificata non può accedere alla 3.1, vengono coperti i soli costi di certificazione, quindi non di consulenza, relativi al primo accesso dell'azienda in questo sistema. Quindi non è una misura che potete pensare di attivare ogni anno, la attivate una volta, punto. Poi è possibile attivare, a seconda delle regioni e dei casi, come vi ho spiegato prima, la misura 10, quindi che va a garantire un prezzo per ettaro coltivato secondo il sistema di qualità nazionale di produzione integrata. L'apparato documentale lo trovate tutto quanto sul sito di Rete Rurale e si compone in realtà di una procedura di adesione, gestione e controllo che descrive tutto come funziona l'intero sistema. Poi ci sono i disciplinari di produzione integrata che sono stati approvati dalle regioni prima e dal Ministero poi. Ci sono poi i piani dei controlli che vengono utilizzati dagli organismi di certificazione per effettuare la verifica, perché vi dicevo prima, questo è un sistema regolamentato che prevede l'intervento di un organismo di certificazione terzo che va a certificare la corretta applicazione di questi disciplinari di produzione integrata. E poi c'è un regolamento, sempre del Ministero, che va a regolare l'utilizzo del marchietto che vi ho fatto vedere prima e che è questo. Sistema di qualità nazionale di produzione integrata, qualità sostenibile. All'interno dei disciplinari di produzione integrata dobbiamo ricordare che ci sono delle regole specifiche. La prima domanda è: bene, ma io che sono un'azienda in Veneto posso scegliere quale disciplinare di produzione integrata applicare? La risposta è no. Se sei in Veneto devi applicare il disciplinare di produzione integrata della Regione Veneto. Puoi scegliere di applicarne un altro solo se la tua regione non ha definito il disciplinare di produzione integrata regionale. E puoi scegliere non che ti va bene quello dal Veneto, passiamo alla Puglia magari perché può essere più o meno permissivo, ma applichi quello della regione limitrofa. La stessa cosa vale nel caso in cui ci siano delle aziende che hanno terreni a scavalco fra due regioni, d'accordo? Quindi ci sono delle regole chiare nella scelta dei disciplinari di produzione integrata applicabili. In generale, dove hanno sede le aziende, i terreni, gli si applica il disciplinare di produzione integrata della regione di appartenenza. Il piano dei controlli invece è un documento noiosissimo da leggere, come peraltro tutto il resto della documentazione, però è il documento che regola il comportamento degli enti di certificazione e che definisce piuttosto bene quali sono le conseguenze rispetto alla mancata applicazione di alcuni requisiti. Il pregio di questo documento è che ha uniformato il comportamento di qualsiasi organismo di certificazione e che chiarisce il livello di gravità di una determinata non conformità. Questo rende meno soggettiva la valutazione e quindi dà più garanzie ai produttori stessi, che hanno lo stesso trattamento sia che venga un ente sia che ne venga un altro. Questo uniforma e l'ente è obbligato ad applicare questo piano dei controlli. Ricordatevi che l'ente di certificazione a sua volta è soggettato al controllo degli organi competenti, in particolare della repressione frodi, che viene periodicamente presso l'ente di certificazione a verificare che si operi perfettamente in conformità alle regole che sono state date. Dopodiché il terzo documento è quello che riguarda il regolamento uso logo. Essendo un logo di proprietà ministeriale, è chiaro che ne hanno definito le modalità di utilizzo
non solo rispetto a come deve essere usato, ma anche dimensione, colore, forma e quant'altro, cosa tipica di qualsiasi. Ricordatevi che questo logo può essere utilizzato esclusivamente in caso di certificazione, non in altri casi, quindi l'utilizzo non è assolutamente libero da parte delle imprese. C'è un aspetto molto importante poi che attiene al fatto che tutto questo sistema è completamente informatizzato. Cosa significa? Che oltre ai documenti cartacei il Ministero ha predisposto un sistema informatico che viene utilizzato dai produttori per fare la domanda di adesione, dall'ente di certificazione per registrare i risultati, dall'ente pagatore per controllare in caso di finanziamento che quell'azienda, quella superficie, quel prodotto siano effettivamente state certificate. Quindi è un sistema che nella sua logica è nato per essere fruibile da tutti i soggetti che ne hanno interesse. Vuoi vedere che una particella è certificata? Bene, entri nel sistema, hai delle password di accesso, verifichi che l'azienda è certificata, che quel prodotto è certificato e riesci anche a capire qual è l'ente di certificazione che ha certificato l'azienda e il prodotto. Arriviamo quindi a chi può accedere a questa certificazione. Possono accedere esclusivamente gli operatori che possono essere in forma singola o associata, dotati di fascicolo aziendale. Quindi, per semplificare, un'azienda agricola può aderire da sola oppure in forma associata, magari c'è una cantina sociale che ha, facciamo finta, 300 aziende agricole, può decidere di aderire con tutte o con una quota parte, ma in forma associata. E il sistema regola diversamente queste due forme di adesione. Ma non si limita il sistema alla produzione primaria, va oltre, perché possono chiedere la certificazione anche i confezionatori e gli intermediari, possono chiedere la certificazione i trasformatori, pensiamo a una cantina piuttosto che a un imbottigliatore, possono chiedere la certificazione i distributori, pensiamo a una catena distributiva che vende, che ne so, le mele in cassetta. Allora, se il prodotto non è confezionato in unità di vendita e quindi risulta manipolabile, tradotto, ci può essere la frode per cui metto il marchietto su un prodotto che non è quello certificato, allora anche la catena distributiva deve entrare nel sistema. Se la catena distributiva invece vende il vino confezionato in bottiglia piuttosto che la cassettina di mele pronte in unità di vendita, piuttosto che la passata di pomodoro confezionata, allora quando non c'è il rischio di manipolazione non è tenuta ad aderire al sistema. Tutti quanti però questi che non sono produttori agricoli e quindi per loro natura non hanno un fascicolo aziendale, devono costituire comunque un fascicolo mediante questo sistema informatico del Ministero. Quindi si devono notificare, devono dire chi sono, devono dire cosa fanno, come lo fanno e che prodotto vogliono assoggettare a certificazione. Voi credo siete più interessati alla parte prettamente agricola o sbaglio? Facciamo quella agricola, quindi entriamo un pochino nel merito di come si può accedere a questo sistema in forma singola o in forma associata. Questo è un dato del 2016, ma non è tanto diverso dal dato 2017. Vedete che la stragrande maggioranza delle aziende hanno aderito in forma singola, cioè il 99% delle aziende agricole che hanno ottenuto la certificazione l'hanno ottenuta singolarmente. Solo il Consorzio Vini del Trentino ha aderito nel 2016 in forma associata con 2.300 aziende agricole e quest'anno è arrivato a 6.400 aziende agricole. Ma è l'unica struttura così grande che ha aderito massivamente in forma associata, peraltro con qualche problemino
legato proprio al sistema informatico ministeriale. Non ho sentito, non riesco a capire il 99% di quali aziende. Agricole hanno aderito in forma singola, cioè significa che l'azienda agricola ferrarese... Sì, quelli che sono certificati, il Sì. 99% comunque. No, scusa, mi sono salito. Non vuoi Nessun problema. non vuoi. I prodotti che possono essere certificati quindi sono le materie prime, che è stato il vero grande boom di questi 2 anni. Considerate che il sistema sulla carta è partito più o meno a gennaio 2016, poi nella sostanza è ancora un pochino in fase di rodaggio, ma non perché sia difficile da un punto di vista pratico, ma perché ci sono ancora delle cosine da mettere a posto a livello di procedura, a livello di sistema informatico, a livello di interpretazione di alcuni passaggi. Ma possono essere certificati anche i prodotti trasformati, ed è su questi forse che in realtà, tolto l'interesse per i finanziamenti, c'è un interesse rispetto al tema della valorizzazione dei prodotti. Perché guardate che il marchietto qualità sostenibile è un marchietto molto efficace, perché dentro ha la parola sostenibile, che è la parola del momento, e tutto sommato consente di utilizzare questa parola non con grandissimi sforzi, quindi è di grande efficacia il marchio. I prodotti agricoli possono essere certificati sfusi o confezionati, ma questa deve essere una preoccupazione non tanto dell'azienda agricola, perché è chiaro che l'azienda agricola, facciamo finta che vende uva da vino, d'accordo? Quindi è l'anello successivo che, se vuole, ha la possibilità di continuare la certificazione arrivando fino al vino. Il controllo deve essere esercitato da un organismo di parte terza fra quelli che il Ministero ha approvato. È lo stesso meccanismo del biologico, c'è una lista di organismi che il Ministero ha riconosciuto, l'azienda entra nel sistema, si notifica, sceglie l'organismo che la certifica e a quel punto viene attivato l'iter di certificazione. Qui però va detto che c'è una sorta di sdoppiamento, cioè il sistema serve per 2 cose: per accedere alle misure di finanziamento e per utilizzare il marchio, quindi per un tema di valorizzazione. Quindi lo stesso strumento ministeriale ha 2 obiettivi diversi, ma alla fine ha anche 2 approcci tecnici un pochino diversi. Allora ci sono 2 concetti, quello della attestazione e quello della certificazione. Io fino adesso vi ho detto parliamo di certificazione, perché la certificazione è l'unico strumento che rispetto al sistema di qualità nazionale di produzione integrata permette di utilizzare il marchio, d'accordo? Quindi senza la certificazione non si utilizza il marchio da parte di nessuno. Molte delle misure attivate dalle regioni parlano in esplicito di certificazione, che significa attivare in generale la misura 3.1. E in questo caso l'organismo di certificazione deve verificare non solo le tecniche di produzione, ma anche la fase di raccolta del prodotto per dimostrare la tracciabilità sostanzialmente. Quindi questa è una cosa specifica. Per essere molto chiari, il bando della Regione Veneto, che consentiva l'accesso per, com'è che si chiama il discorso del Prosecco, per i nuovi impianti, parlava in esplicito di certificazione, d'accordo? Quindi le aziende che erano già certificate potevano accedere a questa misura. Il concetto dell'attestazione è una cosa diversa e significa che l'organismo di certificazione verifica che le tecniche agronomiche utilizzate sono conformi al disciplinare di produzione, ma non rilascia un certificato e non verifica la fase di raccolta, quindi sostanzialmente si va a dichiarare
che il processo di coltivazione è conforme alle regole, non che il prodotto è conforme alle regole. Questa sembra una sciocchezza, ma in realtà sottende una cosa un pochino diversa. Ad esempio, la Regione Umbria, vi dicevo, ha vincolato le misure agroclimatiche ambientali alla attestazione, che significa che l'intera superficie dell'azienda agricola deve essere coltivata secondo la produzione integrata. Quindi se io ho uva e ho olivo, non posso scegliere di attestare solo l'uva o l'olivo, ma devo farlo per entrambe le coltivazioni. E quindi l'elemento che regola questa cosa è proprio il bando della regione di appartenenza, dove bisogna capire se ci chiede l'attestazione o la certificazione, e bisogna capire se nel caso dell'attestazione ci sta chiedendo l'intera superficie aziendale o se sia possibile fare questa cosa limitatamente a una parte della propria realtà aziendale. Chiaro questo, no? Per essere ancora più chiari, se parliamo di prosecco, tutto il vigneto di una unità produttiva deve essere coltivato in conformità a queste regole se parliamo di certificazione, va bene? Se parliamo di attestazione bisogna andare a capire se ci dà la possibilità di limitare le produzioni. Bisogna passare prima tramite l'attestazione e poi la certificazione, o si può? Si possono fare tutte e due, però qua c'è un problemino di carattere amministrativo, nel senso che non è detto che quando sono stati scritti i bandi tutte queste cose fossero così chiare, pertanto spesso bisogna andare a chiedere dei chiarimenti a chi ha scritto se intendeva attestazione o certificazione, per non dare una cosa al posto di un'altra. Un'azienda può anche chiedere entrambe le cose, d'accordo? Però va letto veramente molto bene il bando. La cosa molto chiara è che se uno vuole fare questo sistema di qualità nazionale per valorizzare il proprio prodotto, per arrivare a mettere il marchio sul prodotto finito, la strada della certificazione è molto chiara e quindi l'interlocutore è veramente solo l'ente di certificazione. Se andiamo nella direzione di fare l'SQNP nell'ottica dell'attestazione, bisogna leggere bene il bando, avere i supporti del caso per essere sicuri di non sbagliare e, dove necessario, chiedere i chiarimenti all'amministrazione pubblica prima di arrivare in fondo al percorso e poi Avepa o chi per essa dice no, abbiamo sbagliato, intendevamo un'altra cosa. Questo bisogna starci un pochino cauti in questa fase. Quindi, chiarito questo, quali sono le fasi? La prima cosa è l'azienda deve accedere al sistema ministeriale, quello che si chiama SIPI. Allora, l'azienda può accedere direttamente o attraverso le strutture di riferimento, le associazioni di riferimento che già magari hanno in gestione il fascicolo aziendale e sanno gestire piuttosto bene questi passaggi. State un pochino attenti perché il sistema ministeriale prevede password di accesso diverse a seconda delle funzionalità che deve avere chi accede a questo sistema, quindi l'ente di certificazione può fare determinate cose, l'azienda agricola ne può fare delle altre, capite? Quindi non va chiesta una password generica per accedere, ma bisogna essere chiari rispetto al tipo di password che va richiesta. Questo ve lo dico perché capita anche con i consulenti che ci chiamino e dicono ma io non riesco a registrare queste cose. Sì, non riesci a registrarle perché hai sbagliato a chiedere la password e quindi i tempi si allungano in modo clamoroso per delle questioni prettamente burocratiche che poi l'ente di certificazione non può gestire perché la password la dà direttamente al Maviva del Ministero. Quando uno si è notificato deve scegliere l'organismo di certificazione. Allora anche qui si possono utilizzare, come dire, due approcci. O prima si chiede un preventivo all'ente di certificazione o a diversi enti di certificazione e in base all'offerta economica, in base a tanti fattori, si fa una scelta dopo aver verificato qualche preventivo, oppure uno ha
ha già le idee chiare, entra, sceglie e si fa fare il preventivo una volta fatta la scelta. Questo perché? Perché una volta che voi avete scelto l'organismo di certificazione, sempre per tramite del sistema informatico ministeriale viene in qualche modo informato e quindi non prende in carico la domanda fin tanto che non ha un contratto firmato, d'accordo? Quindi il contratto però, ripeto, può essere sottoscritto prima o dopo la notifica, questo dipende un po' dal rapporto che andate a instaurare con l'organismo. A quel punto lì c'è la scelta del disciplinare di produzione integrata applicabile e vale quanto vi ho già detto. Viene quindi applicato il piano dei controlli di riferimento e vanno gestite le verifiche ispettive. Allora, anche qui c'è una piccola differenza. Nel caso della attestazione, l'organismo di certificazione può venire a fare la verifica in qualunque momento dell'anno. Non ha l'obbligo di verificare una coltura specifica. Può vedere anche le stoppie o i tralci delle vigne, d'accordo? L'importante è che faccia la verifica. E la fa sulla base di che cosa, infatti? Del disciplinare applicabile, del piano dei controlli e del quaderno di campagna prioritariamente. Va bene? Quindi se uno dovesse proprio dare un consiglio da parte vostra, è meglio fare la verifica prossimi alla vendemmia o immediatamente dopo la vendemmia, quando avete il quaderno di campagna verificato, approvato. Adesso mi registrano e quindi io queste cose qua non è proprio corretto che ve le stia raccontando, però nei fatti per l'attestazione conviene spostare la verifica verso fine anno, in modo anche che tutto il tema dell'allineamento del fascicolo aziendale, del quaderno di campagna, delle superfici siano perfettamente a posto e non ci siano problemi in corso di verifica. Questa è una cosa differente rispetto alla certificazione, dove è richiesto di poter verificare almeno un prodotto in corso di coltivazione. Quindi se un'azienda mi chiede la certificazione per il prodotto uva, noi dobbiamo venire quando l'uva c'è. Il problema che c'è stato con il bando Prosecco è che molte aziende si sono interessate all'ottenimento della certificazione quando l'uva era già stata conferita, quindi la certificazione non era proprio possibile, non perché l'ente di certificazione non volesse certificare, ma perché la regola è molto chiara, dice che la verifica va fatta verificando almeno una coltura presente e noi dobbiamo fare anche un controllo analitico. Il controllo analitico può essere fatto sul prodotto, sui tralci, sulle foglie, sul terreno, ma la certificazione obbliga al controllo analitico. Invece l'attestazione non prevede controlli analitici da parte dell'organismo di certificazione. Anche questa è un'altra differenza macroscopica, che chiaramente ha anche un impatto sui costi, d'accordo, perché c'è il costo analitico in più da gestire. Il controllo analitico fatto solo che tipo di analisi fate? Si fa una multiresiduale e il livello di approfondimento della multiresiduale dipende da organismo a organismo, non c'è una regola definita. E non c'entra niente con la disciplina di produzione del prodotto? Non, ho capito la domanda, non rispetto al disciplinare di produzione della denominazione di origine, c'entra col disciplinare di produzione integrata, ok? Quindi l'analisi multiresiduale mi serve per vedere cosa? Che non siano stati fatti trattamenti non consentiti dal disciplinare, che non ci siano il superamento delle soglie previste. Poi molto, ripeto, guardate, dipende dal tipo di multiresiduale che viene scelta, perché quanto più ampia è la multiresiduale, tante più valutazioni mi permette di fare, ma anche di beccare qualcosa che se non cerco una cosa non la trovo, per essere chiari. Però i residui poi dopo sono diversi dall'uva al vino, Si analizza l'uva. Hai capito? Però se io voglio analizzare il vino magari non ci sono poi dopo. Ma non è detto che io vada ad analizzare il vino, non è prescritto che si vada ad analizzare il vino, è prescritto che si vada ad analizzare l'uva.
Poi l'analisi sul vino io la posso fare o non la posso fare, così come la cantina la può fare o non la può fare a seconda delle regole anche di processo produttivo che si dà. Rispetto all'SQNPI, quello che mi obbliga a fare il Ministero è, come ente, fare almeno un'analisi per la certificazione per una coltura, per un'azienda agricola. D'accordo? Poi sta alla cantina, se vuole fare la trasformazione del prodotto, dire che fa qualche controllo sull'uva in ingresso, che fa qualche controllo sul vino come prodotto finito, e lì subentrano però altre valutazioni. Cioè lo scopo dell'analisi è verificare che non ci sia qualche produttore che mi ha dato qualcosa che poi si riscontra al suo prodotto finito, ma anche, a seconda dei mercati di destinazione, accertare che non vengano superati dei limiti. Cioè l'analisi è funzionale all'obiettivo che si vuole raggiungere, d'accordo? Perché io posso essere perfettamente conforme all'SQNP, ma se poi devo andare a vendere negli Stati Uniti, dove sapete che mi chiedono dei limiti più bassi rispetto a quelli della normativa europea, ho fatto cilecca. E quindi l'analisi magari mi serve per essere sicuro che sul vino non si trovino residui superiori a quanto previsto nel paese di destinazione. L'analisi è come i numeri, si tirano a seconda di quello che vogliamo dimostrare. Quindi una volta fatto tutto quanto questo iter, avete capito, domanda, accesso, preventivo, verifica, analisi dove previsto, viene rilasciato il documento ufficiale dell'ente di certificazione che dichiara l'attestazione dell'azienda o la certificazione del prodotto, va bene? Solo la certificazione del prodotto permette l'utilizzo del marchio e il marchio può essere utilizzato sulla carta intestata, a livello dell'azienda, a livello del prodotto, eccetera, eccetera. La certificazione, come tutte le certificazioni, non vale vita natural durante, ma prevede delle verifiche annuali di mantenimento e purtroppo ogni anno l'azienda deve rinnovare la domanda nel sistema informatico ministeriale, d'accordo? Quindi il Ministero non ragiona come l'ente di certificazione, una volta fatta la domanda e ottenuto il certificato, quelle sono le condizioni e me le porto avanti di anno in anno. Ogni anno bisogna fare le promesse di matrimonio e quindi continuare con il sistema. E quindi ogni anno viene rifatta la verifica e vengono fatte queste analisi. Fino a qua tutto sommato non mi pare che sia particolarmente complesso. Se voi conoscete il sistema, il disciplinare di produzione integrata della Regione Veneto per l'uva da vino, vedete che non prevede cose impossibili, è più ampio forse rispetto a quello che magari sono i capitolati di alcune catene distributive o cose del genere. Guardate che stiamo parlando, a scanso di equivoci, proprio del disciplinare di produzione integrata, non sto parlando dei disciplinari, dei consorzi legati poi al tema dei comuni, eccetera, eccetera. Quello è un altro discorso ancora. Quindi con questa certificazione il documento di riferimento sono i disciplinari di produzione integrata della Regione. Ripeto, fino a qua non dovrebbero esserci particolari sorprese. Un po' di difficoltà in più c'è proprio rispetto a questo sistema informatico ministeriale al quale hanno accesso le aziende, gli organismi di certificazione e gli organismi di controllo. Questo è un aspetto importante perché per organismi di vigilanza andiamo a intendere sia la repressione frodi, sia l'ente pagatore, se vogliamo, ma tutti coloro che in qualche modo hanno diritto a sorvegliare le aziende, l'ente di certificazione e a riconoscere i pagamenti. Sistema regolamentato significa che dietro c'è l'amministrazione pubblica, significa che dietro possono esserci finanziamenti pubblici, significa che se c'è un problema interviene l'amministrazione pubblica con le sanzioni, a noi come a voi. Questo ve l'ho in qualche modo già anticipato.
Allora, vi ho detto che le aziende possono accedere in maniera singola o in maniera associata. Questo cosa significa? Che se un'azienda aderisce a questo sistema in maniera singola, fa una domanda, subisce una verifica, c'è l'analisi solo per la certificazione e non per l'attestazione, ottiene un proprio certificato. Ergo, ogni azienda è responsabile di se stessa. Ma c'è anche la possibilità di accedere in forma associata. Che cosa significa? Significa che più aziende aderiscono sotto il cappello di un'entità. Questa entità può essere un consorzio, una cantina sociale, un capofiliera, un commerciante, che raggruppa più produttori. Dal punto di vista della certificazione, il soggetto responsabile è questo capofiliera, è questa entità che viene notificata al Ministero. Di conseguenza, questo soggetto è responsabile di assicurare che tutte le aziende agricole che rappresenta e che quindi aderiscono in questa forma associata siano conformi. E questo prevede un'assunzione di responsabilità forte sia da parte del soggetto che si notifica in forma associata, sia da parte dei produttori che stanno dentro questo sistema, perché l'errore di uno può compromettere il lavoro di tutti. Quindi questo è sicuramente un ottimo sistema per fare sistema e per rappresentare un territorio, ma richiede consapevolezza da parte dei produttori che vi aderiscono. E la domanda diventa: ma come fa questo capofiliera ad assumersi la responsabilità ai fini della certificazione di tutti i soggetti che rappresenta? Come fa la cantina di Conegliano, giusto per fare un nome, che ha fatto la certificazione in forma associata a qualità verificata, a garantire questa cosa? Come fa il consorzio di tutela vini del Trentino ad assicurare che 6.300 aziende siano conformi a questo sistema? C'è una parolina magica che ho riassunto qua, ovvero l'autocontrollo, cioè il capofiliera deve esercitare un autocontrollo presso tutti gli operatori associati, in modo da essere sicuro che dentro al sistema stiano solo quelli che hanno applicato il disciplinare di produzione integrata. Quindi la forma associata ha dei benefici che vi spiego, ma richiede che il capofiliere eserciti un autocontrollo forte e se trova delle non conformità deve escludere l'azienda e il prodotto dal sistema, perché se lo tiene dentro e lo trova l'organismo di certificazione ci rimettono tutti, capite? Quindi non è una cosa come dire essere cattivi o essere buoni, è un sistema che deve tutelare tutti quanti i produttori che ci stanno dentro e per questo va pensato bene prima di sceglierlo rispetto alla forma singola. Una cosa importante è che questo capofila, chiamiamolo così, ha la facoltà di impostare il proprio sistema di autocontrollo. Allora, il Ministero ci definisce quello che è un obbligo di risultato. Tu, capofiliera, devi essere sicuro che i tuoi agricoltori siano tutti conformi, ma non è che ti dice esattamente come devi fare per assicurarlo. Ti dice: mi devi garantire un controllo documentale sul 100% dei tuoi soci, che spesso si traduce nella verifica del quaderno di campagna, e mi devi assicurare un certo numero di analisi fatte sulle aziende agricole che aderiscono al sistema. Ma poi non definisce il Ministero le procedure, come vanno gestite le non conformità, come devono aderire le aziende, come vanno escluse le aziende, in quali casi vanno escluse. Tutto questo attiene alla responsabilità proprio del soggetto capofiliera, d'accordo? Quindi il capofila deve impostare un sistema documentale, un sistema di gestione, come fosse
Ve lo dico a titolo di esempio, non perché debba essere necessariamente così, un sistema ISO, per capirci, per gestire questo specifico requisito, e questo diventa il sistema documentale che poi l'organismo di certificazione va a verificare in termini di applicazione, d'accordo? Quindi abbiamo detto che il capofiliera deve verificare il 100% dei quaderni di campagna degli associati e deve fare un numero di analisi che segue una certa logica, ed è il 25% di analisi fino a 1000 aziende agricole aderenti e poi la radice quadrata delle aziende agricole che eccedono i primi 1000. Ora, questo è un numero minimo. Il Ministero chiaramente non dà un numero massimo. Se poi il capofiliera, per maggiore tutela, per maggiori garanzie, vuole aumentare le proprie verifiche o vuole aumentare i propri controlli analitici, lo può assolutamente fare, capito? La cosa essenziale però è che le non conformità vengano riscontrate dal capofiliera. Se le becca l'organismo di certificazione, non si esclude l'azienda agricola che ha il problema, ma si mette in discussione tutto il sistema, perché è il consorzio, la cooperativa, l'associazione che non ha funzionato, non è quell'azienda che non ha funzionato, perché il sistema efficace è quello che mi permette di individuare tempestivamente il problema e gestire quel problema, d'accordo? Quindi la stessa non conformità ha pesi diversi a seconda che la trovi il capofiliera o che la trovi l'organismo di certificazione. Tutte le non conformità che vengono riscontrate in autocontrollo devono chiaramente essere gestite in conformità al piano dei controlli e l'esito dell'autocontrollo va registrato nel sistema informatico ministeriale. Quindi, nel caso dell'azienda agricola singola non è richiesta la registrazione dell'autocontrollo sul sistema informatico ministeriale. Nel caso delle forme associate è richiesta la registrazione dell'esito dell'autocontrollo sul sistema informatico ministeriale. Cosa significa questa cosa? Significa che chi aderisce in forma associata prima deve registrare tutte le proprie aziende nel sistema informatico ministeriale. Se il sistema trova delle discrepanze fra il fascicolo e quello che andiamo a inserire, non mi registra l'azienda agricola. Quindi la prima cosa da fare è essere sicuri che tutte le aziende siano a posto col fascicolo aziendale, poi procedere con la registrazione. Fatta la registrazione vanno registrati gli esiti dell'autocontrollo. Le aziende che verifichiamo noi vengono scelte a campione dentro al campione di aziende agricole che in autocontrollo sono state giudicate conformi. Quindi noi come ente non andiamo a vedere aziende su cui voi non avete già fatto la verifica. Per questo che vi dicevo prima, se vediamo noi il problema significa che non avete lavorato bene voi. E solo a quel punto c'è la possibilità di procedere con l'iter di certificazione ed emettere il certificato. Questo è un aspetto che nei fatti ha manifestato qualche difficoltà, perché sui grandi numeri, l'esempio più eclatante è quello che vi ho fatto prima del Consorzio del Trentino, il sistema ministeriale non era pronto a ricevere numeri così grandi e di conseguenza abbiamo dovuto gestire l'attività l'anno scorso, ma nei fatti purtroppo anche quest'anno, senza che tutto questo assetto procedurale che vi ho spiegato fino adesso fosse realmente conforme. Quindi noi i risultati non li abbiamo ancora inseriti, per essere chiari, perché il sistema non ci permette ancora di aggiustare le cose. Se dovessi dire, in questo momento il sistema è perfettamente pronto per le aziende agricole che aderiscono in forma singola. Per quelle che aderiscono in forma associata qualche problemino legato all'applicazione del sistema informatico c'è. Io direi che posso
fermarmi qui, va bene. Questo sono un paio di esempi di utilizzo del marchietto sul prodotto trasformato vino. Ci sono alcune cantine in Trentino che sono già arrivate all'obiettivo, altre che ci arriveranno quest'anno. Con il lavoro che è stato fatto in Trentino attraverso il Consorzio Vini, direi che praticamente tutta l'uva può essere conferita a cantine che possono continuare il processo. Quindi non sono le cantine che si sono fatte carico di gestire le aziende agricole, ma è stato il Consorzio che in questo modo mette a disposizione delle cantine l'uva già certificata e loro possono gestirsi soltanto il pezzettino di attività che attiene alla fase di trasformazione, che è molto più semplice, perché loro devono dimostrare che acquistano uva certificata, che la gestiscono separatamente dal resto dell'uva che magari hanno in azienda o dal vino che possono comprare tal quale, per arrivare a imbottigliare il vino realizzato esclusivamente con l'uva certificata, ma in quel caso la cantina gestisce esclusivamente la propria realtà aziendale. Mi permetto di aggiungere una cosa. Questo sistema è un sistema che ha un grande valore dal punto di vista della visibilità del marchio, per quello che vi ho detto prima, ma può avere anche un grande valore in chiave territoriale, perché permette di comunicare una gestione sostenibile dell'agricoltura. Se fatto in grandi numeri, ad esempio il Trentino con 6.300 aziende, il Trentino può dire che tutta la sua viticoltura è conforme a un sistema evoluto e approvato dal Ministero. Quindi la chiave, come dire, è una chiave molto interessante anche dal punto di vista della comunicazione per il territorio e verso la cittadinanza. Non è un punto d'arrivo, è un punto di partenza per attaccare altre cose che magari attengono alle tematiche sociali, economiche di cui vi ho parlato prima. Ringrazio. Normali, perché non tutti purtroppo possono accedere a macchine che cominciano a costare 25, 30, 40 mila euro. Purtroppo abbiamo una polverizzazione aziendale, viticola soprattutto, che non mette in tutti in condizioni di poter accedere a questo tipo di macchine, ma comunque c'è stato un grosso miglioramento nella fase anche di controllo di queste macchine. Come Progetto Natura, studio a cui appartengo, abbiamo una grossa esperienza in questo, perché siamo partiti già nell'89 con la prima macchina che faceva taratura degli atomizzatori. Questo perché? Perché abbiamo visto subito, come responsabili diretti della difesa fitosanitaria, quanto era importante avere tutto che funzionava, tutto che praticamente, e abbiamo visto subito che le macchine erano le prime cose, la prima cosa che poteva dare dei problemi nella gestione e nella sicurezza e nell'efficacia dei trattamenti che andavamo di volta a volta a consigliare. Quindi noi abbiamo imposto alle aziende praticamente che si associavano, che volevano il nostro servizio, di praticamente mettere a prova, a certificazione diciamo nostra, comunque a far controllare gli atomizzatori con questo tipo di attrezzatura che già abbiamo utilizzato dall'89. Adesso tutti siamo costretti, lo sapete benissimo, a farlo, è una buona cosa questa, e questo praticamente si sta facendo e vediamo praticamente che è una cosa che sicuramente sta migliorando moltissimo e riducendo l'impatto ambientale. C'è da dire che c'è tanto da fare ancora, c'è tantissimo da fare, specialmente per quanto riguarda aspetti che non sto qua adesso a tirar fuori, legati proprio a tutta la procedura per evitare l'impatto ambientale. Parlo per esempio dell'inquinamento puntiforme. Tutte le aziende hanno una botte che viene caricata, lavata, ma dove la lavano, dove la caricano, tutte queste cose qua. Sappiamo benissimo che l'inquinamento maggiore e più problematico per il momento è legato a questa cosa qua. Abbiamo avuto praticamente sicuramente nel tempo anche in zona la necessità di dare risposte a tutti quanti quelli che volevano maggior sostenibilità. Qui c'è per esempio l'ultimo protocollo viticolo, è praticamente un documento
questo è il sesto documento praticamente che viene fatto, redatto ogni anno, come sia io che il collega Teodo abbiamo fatto parte fino adesso della commissione che andava praticamente a redigere questo tipo di protocollo. In sintesi cos'è? Non è stato altro che cercare di dare una risposta a quelle che erano praticamente le accuse fatte in zona da tanti ambientalisti sul fatto che praticamente qui non c'era nessuno che metteva regole, che riduceva quello che era l'impatto di questi pesticidi e che voleva sempre andare in una direzione che era più o meno vicina a quella che poteva essere il biologico. Poi magari anche il collega potrà dire qualcosa riguardo a questo. Posso dire che questo praticamente è uno strumento fino adesso adoperato nella zona collinare del Prosecco d'O, del CG, e ha visto coinvolte parecchie aziende, è volontario, non ha ancora una certificazione, quindi praticamente è un regolamento che ha messo praticamente al bando, ha cercato di fare uno screening dei prodotti in commercio per cercare di evitare quelli che potevano avere classi tossicologiche pericolose, tipo le due maggiori, tossico e molto tossico, tossico nocivo, e che avevano delle frasi di rischio particolari. Adesso queste frasi di rischio prima erano chiamate frasi R, adesso sono chiamate frasi azzar, e qui praticamente sappiamo che il Mancozeb per esempio e il Folpe non appartengono a questo regolamento, a questo praticamente protocollo già dalla sua partenza, perché avevano anche come frasi di rischio cose tipo probabilmente sarà cancerogeno, frasi di rischio azzar 3,50, 3,60. Nell'ambito di questa terminologia ci sono tutte quante questioni legate alla possibilità che potessero essere pericolose per il feto, pericolose praticamente per la salute umana, anche sospetti cancerogeni. E quindi chiaramente Folpe e Mancozeb sono stati praticamente, tutte le loro miscele sono stati tolti da questo documento, da questo protocollo. Cosa vi posso dire? Dopo 6 anni di esperienza e anche diretta, di verifica, anche se non certificata, di questo tipo di gestione, ripeto, senza Folpe, senza Mancozeb, cosa che sapete tutti, potrebbe essere la realtà del prossimo anno già, se passa la questione del DOC Prosecco che ha messo a chiare lettere che praticamente saranno eliminati Folpe, Terame e Folpe, Mancozeb e tutte le miscele e anche il glifosate per quanto riguarda gli erbicidi. Il discorso praticamente vi posso dire questo: è chiaro che l'assenza di molecole di uso abbastanza comune, che tutto sommato non costano tantissimo, ma che praticamente hanno questo grado di capacità di tenere, specialmente in momenti particolari. E vi dico, lo scorso anno per esempio, a differenza di quest'anno, perché è andata bene quest'anno e è andata male lo scorso anno? Perché c'è stata una fase da fine maggio ai primi di giugno in cui non ci sono state tante finestre che aveva continuamente, se vi ricordate, non ci sono tante finestre per rientrare. Chi rientrava chiaramente con strumenti adeguati tipo Folpe di quella fase là, più che il Mancozeb, sicuramente ha avuto meno danni, meno problemi legati allo sviluppo poi di problemi di tipo peronospora soprattutto, ma anche l'otrite. Potrei tornare indietro, il 2014, 15 è andata bene, perché il 2015 è stato un anno fantastico, direi che forse è stato per me l'anno migliore da quando faccio stabilità. Il 2014, se vi ricordate, tutto bene fino a metà giugno, sembrava fatta, l'uva era già in posta legazzone, si stava ingrossando bene, poi si è scatenato l'inferno e siamo andati avanti praticamente un mese e mezzo sotto la pioggia. Per fortuna l'uva era già grossa, quindi praticamente quell'anno per assurdo ha portato a casa più uva sana, quasi biologico, perché lì basta solo che la copertura, poi bastava la copertura, che non addirittura il convenzionale che si basa sul sistemico, su questo, su quell'altro. Quello che conta, sapete benissimo che dopo una certa fase è la copertura. Il 2013
ha fatto l'inverso, ha fatto il primo mese, il mese di maggio del 2013, 26 giorni di pioggia, 26 giorni di giornate con pioggia, 26 su 30 il mese di maggio. Ed eravamo in una difficoltà enorme, soprattutto con i biologici. Poi è successo che praticamente si è bloccato tutto, i biologici in quel caso lì hanno avuto problemi maggiori anche per l'effetto fitotossico del rame, in un mese dove pioveva sempre, c'erano basse temperature. Invece i convenzionali, grazie anche a queste molecole soprattutto, specialmente in pianura e in collina, sono praticamente riusciti a portarla fuori abbastanza bene. 2012-2011 abbastanza ok, come anni abbastanza con i problemi, sì, ma non più di tanto. 2010 praticamente, ricordate, un agosto piovoso che ha portato più problemi di marcescenza che di altro, e via dicendo, fino al 2008 che è stato un anno anche quello problematico soprattutto per la collina, perché pioveva parecchio anche quell'anno lì e non si riusciva a entrare, e questo è il problema. Quindi praticamente, tanto per fare un escursus veloce di questa situazione, di queste ultime annate, posso dire che su 10 anni, più o meno 3 anni, sono sempre molto pericolosi. E purtroppo sappiamo noi tecnici che il problema di non avere poi a disposizione molecole, tutto sommato come il Folpet, ha una gran capacità il Folpet di resistere a grandi dilavamenti, avere un'azione poi anche collaterale contro il rabotrite, contro il black rot, contro altre malattie, e quindi io dico si potrà fare, perché non è che non abbiamo fatto in collina con il protocollo, però diciamo che purtroppo dobbiamo combattere con una situazione che non è così facile. Quindi come la vediamo noi tecnici con questo dispositivo, con questo tipo di affermazione, questo tipo di idea di togliere praticamente completamente Folpet e Mancozeb? Dobbiamo andare in questa direzione, l'abbiamo capito. Probabilmente bisogna mettere, e questo è un problema di questi anni qua, bisogna mettere le aziende nelle condizioni di poter un po' alla volta entrare in questo meccanismo di sostenibilità. Purtroppo il prossimo anno, se ci troviamo di fronte a questo discorso qua, sarà bene che ci si informi bene sulle altre molecole alternative, ce ne sono, ma poi vi dirà anche il mio collega cosa vuol dire queste molecole alternative, bisogna usarle anche con testa, in relazione a quello che ha detto prima la dottoressa, per i residui, e quindi ci troviamo di fronte a una situazione che dobbiamo pesare bene, meditare bene, e tutto quello che può essere di aiuto per praticamente migliorare settimana per settimana tutta quella che è l'evoluzione climatica e verificare praticamente in campo la nostra situazione sarà uno dei compiti soprattutto dei prossimi anni. Purtroppo abbiamo questa situazione, vi ripeto, abbiamo l'imprevedibilità del clima che ultimamente ci dà filo da torcere veramente. Quest'anno abbiamo chiuso con 15-16 trattamenti, l'anno scorso anche là siamo andati praticamente attorno ai 15 trattamenti, nel 2014 ne abbiamo fatti anche 20. Se pensate che ci sono viticolture anche molto importanti che lavorano con 5-6 trattamenti, capite che differenza abbiamo noi come situazione climatica rispetto ad altri. Quindi c'è molto da fare, sicuramente non possiamo pensare che si possa andare avanti e non possiamo allocarci sulle nostre convinzioni, cioè che certe molecole sono troppo importanti per essere abolite, perché se un po' alla volta effettivamente succederà che queste molecole verranno anche tolte dal mercato, però bisogna alzare la guardia in questo senso, perché non è sempre semplice poi con quello che rimane portare avanti la difesa del nostro diritto, almeno in questo territorio. Io non so se può bastare così come apertura per cercare di creare, di stimolare anche da parte vostra un parere vostro, cosa potete anche praticamente dire a riguardo. Io adesso cedo la parola anche al mio collega.
Innanzitutto ringraziare Walter per così, il panorama che ha fatto. Io avrei una domanda per Teotto. Abbiamo parlato oggi di, diciamo, di disciplinare per la lotta integrata, abbiamo parlato di convenzionale e quello che oggi, diciamo, sentiamo molto dall'opinione pubblica è che vorrebbero un prodotto che sia vino, che sia cereali o quant'altro biologico, ma ho come l'impressione che anche tutti noi abbiamo perso quello che effettivamente è la lotta integrata, cioè il piano nazionale per l'uso sostenibile dei fitofarmaci prevede che vi è una lotta integrata obbligatoria e una volontaria, ma secondo me un po' tutti noi agricoltori, ma forse anche voi tecnici, avete perso un po' che forse fra quello che è il convenzionale e il biologico vi è anche la lotta integrata, che lo dice la parola stessa, la lotta integrata è un mix di pratiche agronomiche, di monitoraggio e di chiaramente anche un utilizzo sostenibile dei prodotti chimici. Ho l'impressione che abbiamo fatto un passo indietro negli ultimi 15 anni fa, magari una volta c'erano anche i piani di sviluppo rurale che davano un contributo, no, per la lotta, per la cosiddetta lotta guidata, la lotta guidata. Forse non l'abbiamo applicata in maniera seria, non so, perché poi molti no, l'hanno, perché c'era un contributo anche importante all'estero. Allora, questo territorio, lei dottore che lo frequenta molto, lo conosce, in questi anni questa pratica, che è una via di mezzo tra quello che è un convenzionale spinto e un biologico che diciamo può andare bene per alcune aziende, ma richiede anche di crederci molto, non può essere, volevo capire se si è perso un po' questo aspetto, non è più valido, cosa è successo? Perché tutti ne parlano, però poi alla fine rimane un po', lo vedo nei testi legislativi, lo vedo nelle certificazioni, ma poi nell'applicazione pratica non lo vedo tantissimo. Buonasera a tutti, grazie dello stimolo che effettivamente c'entra un po' quello che è la problematica del momento dal mio punto di vista. È vero che negli ultimi anni è stato fatto un notevole sforzo da parte di tutti, tecnici, agricoltori, aziende che hanno un livello di informazione nettamente superiore al passato, gruppi di pressione ambientalista o altro, comuni, tutti hanno fatto uno sforzo e hanno spinto perché le cose andassero in meglio e vadano in meglio, come deve essere, come giusto che sia. Però in questo contesto è vero che c'è stata anche confusione, cioè abbiamo perso un po', condivido con il dottor Giustiniani, l'obiettivo di fondo, no? Che abbiamo un po' riscoperto effettivamente con la dottoressa questa sera, che ci ha riparlato delle linee guida della Regione Veneto, che poi non sono proprio così fuori, ecco. Anche se un po' le abbiamo dimenticate tutti, perché in questo sforzo c'è stato anche lo sforzo di migliorare indubbiamente l'utilizzo dei presidi sanitari anche dal punto di vista del loro utilizzo in senso lato. C'è stata anche molta emotività, tanto è vero che sono nati norme, regolamenti comunali che sono diversi l'uno dall'altro, per cui quest'anno un'azienda che ha preso una multa dal comune perché ha riservato una fascia di 80 cm che nel suo comune era prevista di 60 cm, mentre nel comune a fianco, dove ha il vigneto comunque, poteva riservare fino a 1 metro. Per cui le norme che sono entrate in vigore sono talmente differenziate e diverse che uno veramente quando si sposta da comune a comune deve ricordarsi che dove si trova per non poter cadere in errore, diciamo così. A noi tecnici, anche noi in un certo senso abbiamo vissuto questo momento di emozione, che è un po' quello che ricordava il mio collega Biasi quando abbiamo lavorato attorno al protocollo viticolo della DOCG, delle colline, che era un protocollo ed è un protocollo avanzato sicuramente, che però va visto e messo in discussione in relazione proprio ai principi della lotta guidata e integrata della Regione Veneto. Quando abbiamo fatto quel protocollo e ci abbiamo lavorato in tante persone, molti anche qui in sala, abbiamo cercato proprio di eliminare quei prodotti che hanno delle frasi di rischio, ricordava prima il collega, pericolose. Sono quei prodotti, diciamo così, potenzialmente più pericolosi per chi li manipola, per chi entra nel vigneto in fase di lavorazione, perché hanno una tossicità più elevata nel momento del contatto, nel momento della manipolazione.
per cui sono usciti dal protocollo tanti prodotti di copertura, i classici di idrocarbonati. Ci sembrava anche, sembra a tutti anche una cosa positiva. Sono rimasti nel protocollo tanti prodotti che hanno una frase di rischio, sono perciò potenzialmente meno pericolosi, sembra che poi non si scopra qualcosa in futuro, diciamo così, ma questa è tra parentesi, e che sono prodotti perciò con bassa tossicità, frasi di rischio più contenute, per cui con pericolosità più contenuta per chi li utilizza, per chi entra nel vigneto. Tra l'altro nei vigneti, soprattutto in collina, c'è più gente che non lavora, che gira nei vigneti, che quella che lavora molto spesso, perché nel senso, come battuta dico, c'è tantissima gente che gira in bicicletta, che va a piedi, non si sa neanche che cosa faccia. Quando si esce con la cimatrice del vigneto bisogna stare attenti a non portarsi a casa qualcuno, no? Però voglio dire, e si dovrebbe anche ricordare che è un ambiente di lavoro, non è un ambiente di svago quello del vigneto, perciò certe norme dovrebbero essere rispettate senz'altro dagli operatori, ma anche da chi pensa di utilizzare il vigneto come campo di allenamento per la bicicletta o per il jogging, insomma, diciamo così. Però qualche dubbio ci è venuto quando, per curiosità, con lo studio abbiamo fatto delle analisi sui residui dei prodotti del vino e dell'uva. Divago un attimino per tornare all'argomento che dicevamo della lotta guidata. Su linee fatte secondo il protocollo ci sono tanti residui che rimangono nel vino. Tanti prodotti che hanno bassa tossicità, che sono entrati al mercato negli ultimi tempi, effettivamente hanno un comportamento particolare, si legano con le cere, hanno un forte resistenza di lavamento proprio perché si legano con le cere. Ma questo legarsi con le cere significa che difficilmente vengono eliminati, anche con la pigiatura, con le lavorazioni successive, per cui rimangono nel vino. Per cui si fa l'analisi del vino, abbiamo fatto il nostro protocollo, ci sentiamo a posto dal punto di vista etico-ambientale, eccetera, e ci troviamo invece con una gamma di prodotti o delle analisi anche qua in cui dentro ci sono classici prodotti che conosciamo tutti, dal metalaxil, al dimetomorfo, al mandipropamide, al zoxamide, e continuiamo, no, con altri prodotti. Sempre sotto soglia consentita dalla legge, perché quando uno rispetta i tempi di carenza, il tempo che intercorre tra l'ultimo trattamento e la raccolta, il residuo che rimane, se rimane, non sempre rimane ovviamente, a seconda del prodotto, ma se rimane comunque sotto il soglia, cioè non siamo fuori norma, non siamo fuori legge, possiamo commercializzare tranquillamente il prodotto, però comunque è presente. E pare che al consumatore non interessi tanto la soglia di limite di legge, ma il fatto che ci sia il prodotto. Ne è esempio anche l'ultima trasmissione, insomma, che ha parlato del Prosecco, insomma Report che ha parlato del Prosecco, che ha fatto l'analisi su vini di protocollo e ha trovato dentro i residui. O come, se ricordate chi l'ha vista 15 giorni fa, quella trasmissione, sempre la stessa trasmissione sulla pasta, che dice c'è presenza di glifosate su queste marche. Caspita, sono sempre sotto la soglia di legge, per cui sono a norma, però è chiaro che l'impatto che danno sul consumatore è notevolissimo. Allora è interessante, lo facciamo solo come riflessione, perché dobbiamo un po' dimenticare, come qualcuno mi diceva prima, l'emotività e parlare magari un po' più della parte scientifica per arrivare a delle decisioni che siano effettivamente anche premianti alla lunga, ecco, non solo nate dall'emotività. Per dire, quest'anno, ma anche lo scorso anno, su una parcella tenuta a trattamento come si faceva una volta, cioè partiti con i ditiocarbamati, Mancozeb, Folpet, e chiuso con il rame, devo dire che il residuo nel vino è zero. Chiaramente la pericolosità, perché ho utilizzato i prodotti in quella fase, Mancozeb, Folpet, l'operatore, chi è entrato nel vigneto a lavorare, è sicuramente avuto più rischi in certo senso. Però sono rischi che se uno li tutela adeguatamente può anche prevenirli. Se uno utilizza i presidi sanitari correttamente, se fa le miscelazioni corrette, se non entra nel vigneto nei tempi previsti, eccetera, diciamo che sono problematiche che riesce a superare. Linea protocollo che condividiamo, che è un percorso importante, ma è un percorso che lo serve per dire che non è completato, va completato, va continuato. Presenza di residui di metalaxil, di metamorfo, di mandipropamide, perché anche l'uso di una sola di queste molecole in un certo momento del periodo della fase vegetativa comporta una certa presenza di vino. Per cui immagino questi due prodotti, li sono immaginati che arrivano le due bottiglie, una fatta con Mancozeb e Folpet e una fatta con via protocollo, che arrivano negli Stati Uniti e che arrivano in Giappone. Il consumatore che si trova il prodotto pulito, senza residui dentro, probabilmente lo apprezza di più di quello che trova invece del residuo all'interno.
quando invece in Campania il percorso è stato esattamente l'opposto. Non so se mi spiego. Per cui il percorso credo sia ancora lungo e in un certo senso va anche un po' regolamentato. Non possiamo farci vivere, adesso dire abbiamo risolto il problema eliminando i prodotti dittiocarbonemati. Bene, è un percorso che probabilmente sarà inevitabile, che probabilmente è necessario farlo perché effettivamente hanno una pericolosità di manipolazione notevole, però non è finito il percorso, perché se dobbiamo fregiarci di aver fatto, di non usare il forte del Mancozeb per dopo trovarci un prodotto pieno di residui fitosanitari, non credo che sia il percorso che vogliamo intraprendere, perché poi chi ci guarda e chi ci consuma le bottiglie è il consumatore finale, non quello che fa la corsa in bicicletta, diciamo così, dentro i vivi. E allora tornerei anch'io, e ne stiamo riparlando proprio con i colleghi, in questo senso che forse le linee guida della Regione Veneto che definiscono un protocollo, è un protocollo che non è nato dall'esperienza anche di contributi dei tecnici, anche di contributo nostro in un certo senso nel passato, che definisce l'utilizzo di certi prodotti in certi momenti e che molto spesso corrispondono anche ai momenti per i quali, se tu utilizzi quel prodotto entro quei termini, non hai neanche residui nel vino. Qualcuno ha lanciato anche commercialmente il discorso del vino libero che già conosciamo, eccetera, no? Che non è magari il momento di parlarne in un certo senso, però l'impatto effettivamente, pensare di arrivare ad un prodotto che abbia zero residui, dal punto di vista tecnico oggi lo si può fare, pur utilizzando tutte le molecole che la normativa, il Ministero, la Regione ci consente di utilizzare, e non vedo sinceramente perché non si possono utilizzare. Se utilizziamo probabilmente la lotta guidata, la lotta integrata secondo i criteri della Regione, con le conoscenze acquisite in questi anni, forse riusciamo a fare anche qualcosa di meglio che fare solo degli spot, diciamo così, elettorali. Lanciamo l'idea solo perché possa nascere una discussione nella intenzione anche precisa che, come si parlava con il direttore, con il dottor Stasinco, eccetera, si diceva sarebbe importante anche stimolare a livello di associazioni di categoria, di gruppi di lavoro, di cantine sociali, diciamo delle linee guida che possono effettivamente nascere da considerazioni tecniche e non solo da considerazioni emotive, insomma. Per cui, tornando al discorso, credo che la riscoperta di protocolli che ci ha anche descritto la dottoressa come necessari per la certificazione vadano effettivamente ripresi, perché ci possono dare e ci possono fornire delle risposte che non sono risposte vecchie perché il protocollo è nato anni fa, sono risposte sicuramente attuali, insomma, diciamo così. Penso così. Una risposta, Grazie dottore. Sì, sull'aspetto dei residui c'è molto da dire, anche perché effettivamente le analisi, gli strumenti per le analisi diventano sempre più sofisticati e si riescono a trovare particelle per milione e sotto per milione, per cui poi di fatto quando viene trovato una particella o qualcosa poi non è che sia anche molto al di sotto del limite di legge, ma basta che ci sia, e questo sta iniziando a creare un danno. Io lascerei la parola a voi per degli interventi, per delle domande, per i confronti. L'industria chimica sta... Buonasera, Mura Corrado di Conegliano, viticoltore. L'industria chimica si sta muovendo a questo punto verso molecole, visto che queste molecole, come dici tu adesso, sono quelle che sono uscite ultimamente, a parte la vendita Laxil, e porta ad avere residui nel vino, quindi tendenzialmente non sarebbe proprio il massimo, diciamo. L'industria chimica, tolto Mancozeb e Volpe, sta lavorando per portare delle molecole che alla fine si possono utilizzare, non fa male a noi e a chi ci sta attorno, e porta ad avere un vino a residuo zero a questo punto. O perlomeno che ci sia la possibilità di utilizzare meccanismi biologici o non per portare residuo zero alla fine. Da quel punto di vista là, se avete...
Un accenno solo, io dico, non sono a conoscenza almeno io delle novità, cioè, c'è un grosso fermento anche nelle case farmaceutiche nell'utilizzo di presidi fitosanitari. Faccio un esempio riferendomi al biologico. Anni fa, quando è stata introdotta la norma dei 6 kg di rame per ettaro per anno, si pensava sinceramente di non riuscire a fare la lotta biologica, perché effettivamente utilizzavamo il solfato di rame, il granitello e la calce fatta in casa, per cui con un trattamento si facevano già 2 kg, 2 kg e mezzo di rame per ettaro, perché si facevano i nostri classici misceli. Quando siamo entrata la normativa, l'esigenza di ridurre il rame, perché effettivamente il biologico è un bel termine, diciamo così, in termini però poi dal punto di vista pratico va anche lì un po' ragionato, perché poi l'utilizzo del rame sappiamo benissimo che è comunque un metallo pesante che si accumula sul terreno, comunque è una serie di problematiche che vanno viste un po' nell'insieme, per cui fare biologico in Sicilia è sicuramente interessante, dove posso fare 3 trattamenti, fare biologico nei nostri ambienti dove devo essere dentro a trattare ogni giorno, diciamo così, che anche l'input energetico che devo portare è sicuramente va messo in discussione. Però in quell'occasione mi ricordo che non si pensava di riuscire a fare, e le ditte farmaceutiche sono state prontissime, sembrava impossibile a tutti, ma l'anno dopo, se non lo stesso anno, sono uscite con prodotti con rame micronizzati, rami a dose ridotta, per cui effettivamente se prima trattavo con 2 kg di rame per ettaro, sono passato a fare trattamenti con 400-600 grammi per ettaro per anno, per trattamento, non avendo problemi di nessun tipo. Per cui credo che sia reciproco un po' la cosa, cioè questa discussione che noi abbiamo in provincia di Treviso, come ricordava Cordera, molto più forte rispetto a tutte le altre province, perché in altre zone non ho mai sentito parlare di questo tipo, questi problemi. Per mia conoscenza Verona, voglio dire, non si pone minimamente il problema dei trattamenti, ecco, sulla Marrone, per dire altro vino che va, ce lo poniamo noi, giustamente, siamo all'avanguardia, dobbiamo rimanere anche ad esserlo, però voglio dire, molto probabilmente dietro, cioè voglio dire, c'è un contatto, c'è l'interesse da parte delle ditte, per cui se l'interesse è che non possono più fare polpette e zantaze, sono convinto che ci sarà sicuramente qualcos'altro in grado che possono portare fuori, perché l'interesse è far continuare la viticoltura. No, questo è verissimo, ma quello che abbiamo colto noi negli ultimi anni è che le ditte effettivamente si stanno preoccupando della situazione, specialmente dei residui, proprio perché certi prodotti che anche utilizzati come protocollo si ritrovano alla fine, perché prodotti che tendono praticamente il dilavamento, li ha citati prima il mio collega, si trovano alla fine, quindi se vogliamo arrivare a praticamente residuo zero dobbiamo rivedere tante altre cose, e loro sono partiti ancora in passato con progetti di qualità globale. Ultimamente ci sono state altre ditte, senza citare praticamente le più famose, che hanno portato avanti progetti legati alla residualità sul vino, facendo praticamente la loro linea di difesa, quindi sono molto, chiaramente devono andare solo in questa direzione, non c'è altro da fare, e quindi c'è qualcosa in arrivo, ci hanno promesso, c'è qualcuno che trema per certi prodotti che sono anche magari qua dentro nel protocollo perché non hanno frasi particolari, ma che potrebbero diventare, alla luce di riregistrazioni e rivalutazioni, praticamente molto molto pericolosi, quindi verranno tolti dal mercato. C'è un'evoluzione forte in questo senso, quindi però loro devono andare in questa direzione, e sicuramente, come ha detto prima Guido, avranno delle risposte anche abbastanza veloci, penso, perché molecole ne stanno trovando tantissime, ma un po' come la direzione per esempio nel mondo dei carburanti sta cambiando, le ditte, le multinazionali stanno lasciando il gasolio per andare verso altre tipologie di energia anche nell'ambito della chimica si va verso un qualcosa che chiaramente risponda a quella che è l'esigenza di adesso, insomma. Altre domande? Tutti soddisfatti? No. Soddisfatti? Io, domanda provocatoria, io vorrei sapere anche da qualche tecnico che vedo in sala come la vede la situazione effettivamente. Io vi dico che si può in qualche maniera pensare anche di lavorare senza certe molecole, ma vorrei sentire anche un po' l'esperienza
personale vissuta da parte di qualcuno. Volevo dire, oltre a queste problematiche oltre a queste problematiche citate, quindi difficile vedere. Parla più forte, dai, che sente voi. Oltre alle due problematiche, quella dei residui e quella delle molecole, c'è una terza, che è quella delle derive, che anche se andiamo a trattare con acqua fresca in certe zone, appena esci col trattore e con l'autorizzatore sembra che sia un odore. È un problema da non sottovalutare. Certo può essere non dico risolto, ma soprattutto con molecole a minor impatto, però rimane il problema delle derive. Infatti viene risolto con un sistema di recupero, però nella zona collinare non si può fare. Quello che secondo me è abbastanza interessante e non so come si possa risolvere. No, è benissimo quel problema là, è un problema in più, diciamo che i problemi sono tanti. Il problema della gestione dei trattamenti dei confinanti è un problema in collina soprattutto praticamente problematico. Il recupero ha risolto tante situazioni in pianura, ma in collina diventa veramente difficile. Poi come diceva Enrico, ovviamente quando esci con l'atomizzatore, anche se esci con l'acqua, sei comunque un minore. Per cui credo che vada anche cambiata, cioè è comunque anche compito nostro degli agricoltori, dei tecnici, quello di cercare di cambiare un po' quello che è il sentimento comune in un certo senso. No? Mi permetto di aggiungere una cosa che non ha niente a che fare a livello agronomico, però attiene un pochino a quello che è l'osservatorio di un ente di certificazione che è per molti versi molto diverso dal vostro. Questo aspetto in particolare che è stato toccato e che attiene a come la collettività percepisce il lavoro è un aspetto che guarda molto a come si fa comunicazione. Come si fa comunicazione, prima dicevo, verso il territorio, che è una cosa diversa da come si fa comunicazione verso i clienti. Ma poi prima o dopo la comunicazione che manca o che c'è o che non è fatta bene o che è fatta bene arriva ad un certo punto che sono i clienti. Allora il problema che c'è è che un buon prodotto si deve tirar dietro non solo la qualità del prodotto ma anche il percepito del territorio, perché il rischio è che il percepito del territorio arrivi al cliente. E se il percepito è un percepito negativo, è il prodotto stesso che ne trae un'immagine negativa. Quindi stiamo toccando in questo ambito una tematica che non è sto nebulizzando aria o sto nebulizzando un agrofarmaco, ma com'è che il mio vicino di casa o il ciclo amatore di prima o quello che fa jogging sta leggendo quello che sto facendo? Allora tocchiamo un tema che è molto ma molto diverso ed è come sto comunicando alla mia cittadinanza le cose che sto facendo. Chi vive qua sa gli sforzi che si stanno facendo nell'ottica della riduzione, delle tecniche che vengono impiegate per fare meglio, per utilizzare prodotti a basso impatto, per fare in modo che non vengano dispersi dove loro abitano e quant'altro. Quindi è un tema veramente completamente diverso e ci sono delle iniziative che stanno venendo avanti, no? Lo sapete benissimo, la valutazione della biodiversità che finalità ha, se non quella di dire se vivono certi organismi viventi e loro ci vivono e sono quelli sensibili all'inquinamento, allora significa che questo ambiente, questo terreno, quest'aria va bene anche per noi. Cosa significa il progetto di cui si sta parlando di Qualitas se non andare ad approcciare al tema della sostenibilità nell'accezione più ampia che vi ho raccontato prima, che non è solo applico tecniche agronomiche a basso impatto biologico o integrato che sia, non interessa l'uno o l'altro, è a basso impatto l'elemento che interessa, no? Ma andiamo a toccare anche le sfere del sociale in tutte le sue accezioni
e quindi la comunicazione in questo settore qua ha un impatto estremo. E fare comunicazione bene significa anche avere dei dati da comunicare e delle cose oggettive da comunicare, perché se noi non sappiamo, adesso dico una cosa ma senza sapere se qui c'è o non c'è, quindi mi scuso anticipatamente, quanta roba stiamo usando per quintale di uva, quale roba stiamo usando per quintale di uva, chi è questo dato? Qualcuno me lo dice? Qualcuno mi può dire a distanza di 4 anni che riduzioni ci sono state, ma con dei dati oggettivi, non per sentito dire, perché sul sentito dire non siamo capaci di comunicare, non ci crede nessuno, serve qualche numero, è come la matematica, senza i numeri non ci si può spiegare, non si possono spiegare le decrescite, non si possono spiegare le crescite, quindi è fondamentale un sistema coordinato, organizzato, che permetta di avere dei dati da comunicare con attenzione, perché tutti i dati vanno comunque a prescindere comunicati con attenzione, ma che diano dimostrazione oggettiva degli sforzi che state facendo. Mi taccio. Volevo dire una cosa che secondo me Moschetta ha toccato un punto importante. L'effetto deriva è il problema, a mio avviso è proprio il problema in assoluto, perché è quello che il cittadino vede, che carichiamo la botte d'acqua o ci mettiamo dentro il Folpet, comunque se l'effetto deriva arriva al cittadino a casa sua, comunque non c'è regolamento di polizia che tenga. Qui si entra nell'ambito anche civilistico, insomma, per cui comunque è un qualcosa che dovremo fare i conti e dovremo trovare delle misure. Volevo ricordare due cose. Uno, Confagricoltura Treviso, insieme a un gruppo di aziende, sta finanziando un progetto del Creavit di Conegliano per lo studio di vigneti resistenti, di clera resistente. È un progetto che durerà 4-5 anni, chissà quanti anni servirà, ma se non iniziamo mai arriveremo a un risultato. E questo potrebbe essere già una prima risposta, avere una quota parte di avere una varietà di clera resistente potrebbe essere utilizzata come fascia tampone, una volta che poi lo mettiamo nella disciplinaria produzione, però potrebbe essere quello, lo inseriamo al 10-15% e viene utilizzato in quelle zone che sono più o meno sensibili. L'altro discorso che ha appena detto la dottoressa è vero, noi non abbiamo dei dati e proprio per questo a livello di Confagricoltura Veneto, proprio 20 giorni fa, abbiamo siglato un accordo con l'Università di Padova per fare uno studio decennale, forse anche di più, per capire quanti fitofarmaci stiamo utilizzando in Veneto, in generale diviso per le province, e che classe di tossicità si usavano 10 anni fa e cosa si utilizza oggi, quanto principio attivo si usa per ettaro. Spero che i risultati saranno disponibili, vorremmo presentarli all'Italia nel 2018. L'abbiamo incaricato il professor Boatto e il professor Tuso e stanno già iniziando, perché effettivamente bisogna sempre parlare con i numeri alla mano e magari verrà fuori un dato importante, cioè nel senso che comunque negli ultimi anni abbiamo diminuito sensibilmente l'utilizzo di principio attivo per ettaro e forse anche in maniera assoluta, perché non bisogna dimenticarsi che 20 anni fa, 25 anni fa, quanti ettari avevano le principio attivo? Bene o male quello sì, 27-28 mila, adesso saremo a 35 mila, per cui non è che c'è stato un aumento enorme in termini di superficie, per cui sulle quantità. E anche una delle cose che vorremmo vedere è anche come sta cambiando il parco macchine per gli atomizzatori, cioè, e come diceva prima sia Iasi che Teotto, questa è una provincia che in termini di atomizzatori a recupero, in termini di atomizzatori a basso volume, in termini di atomizzatori elettrostatici, è la provincia che ne ha di più a livello nazionale, per cui qualcosa stiamo facendo, però l'effetto deriva sono convinto che è il problema. Grazie, grazie di essere venuti tutti. Una domanda. Volevo dire una cosa, perché l'anno scorso Luis Marcosina ha fatto una giornata dedicata e ha dato tutti questi dati di Luis, provincia per provincia, vero Dino, sai anche tu, e per dire Treviso utilizza un quarto di prodotti che usa Verona, ma se chiedete a Luis tutti i dati
e anche in base alla tossicità, eccetera. E anche hanno fatto un riscontro da patologie cancerogene, giusto? È stata proprio una giornata intera dedicata a questo e vi consiglio di contattare il sito. Abbiamo chiesto già a diverse banche dati proprio per mettere insieme tutti i dati disponibili, quello dell'ASL aveva preso dalla banca dati regionale. Grazie. Grazie a tutti e grazie ai relatori.